Squillino i tamburi. Un po' meno. Eh? Un po' meno, dico. Squillino i tamburi, rullino le trombe e siamo qui per voi, per il nostro pubblico. Oggi abbiamo rotto ogni record. Che Fuori ci sono quasi 60.000 persone che vogliono Scusa, vedere aspetta, questa trasmissione. avevamo un record intanto? Incredibile. C'è un record? E il record era 4.827. Ma quando mai? Ora Che siamo a 4? 60.000 e la mia camera mi sta dove ci guardando entrano e qua il mio 60.000? pubblico Ma se sta siamo vivendo. quattro gatti, E la ragazzi, camera ma di che- Desiree che cosa dice? Va bene? E la camera l'altra che dice? Scusa. No, che devo dire, ragazzi? Non lo È so. avvicinina, com'è avvicinina? È inutile ormai, è Eccoci qua. inutile. Lui deve Vabbè, fare tutta ogni salutiamo anche la volta camera questa intro. C'è sempre questa dell'artrosi. cervicale. E come non salutare? Come non salutare un uomo che ho vissuto per tanti anni? Lo zio Gianni. Lo zio Gianni. Ciao, zio. Ciao, zio Gianni. Ma aveva i Sempre capelli quello- lo zio Gianni, non ce l'ha sì, più. si era fatta la tinta verde e finita. Bene, siamo qua per un puntatone. Un puntatone, sono Dove tutte spesso puntatone le nostre. i bambini dov'è che vogliono andare a mangiare spesso? Fast food. Come il Giusto? tipico, quello è Vabbè, qual è? quello c'è uno che è per eccellenza, il Mac. È il McDonald's. E io ti dico, se la puntata oggi si chiamasse ma che c'è bisogno? Ma che c'è? Ma no, Di andare al dai. Mac. Ma che c'è Non bisogno? ma che c'è bisogno? Perché oggi qui faremo i nugget di pollo, Sì. che i bambini ne vanno pazzi, quelli sì, lì. è vero. E poi faremo un altro panino, un panino che loro hanno Mac Burger, Mac Cheese, Mac Chicken, Mac tutti i tipi Chicken. Mac, tutti. Sai che facciamo noi? Che facciamo? Ci vestiamo da siciliani e facciamo Mac Sarda. Mac sardo. Panino con la sarda, Mac te lo sarda. immagini? Te lo immagini? Ah, te lo immagini? Bene, partiamo. Innanzitutto partiamo col tagliare il petto di pollo per fare Dai, i nuggets. facci vedere come si taglia. Prendo il questo di pollo. qua. Vi Per fate tagliare dare i questa nuggets. parte, se non siete capaci voi ve lo fate dare dal macellaio, il petto intero e lo dividete in due. Ah, Viene ok. questo. Poi facciamo un altro taglio A metà. così, perpendicolare in questo modo, e facciamo questi nugget così, vedi? Questo è il modo in cui tagliamo il pollo, così, così. Ah, così sono i nuggets così, precisi, eh? Più o meno sì. Ma sai, non è che dobbiamo farli precisi proprio, però. No, però dico, la questo lo forma è mettiamo quella, qua, la forma è facciamo così. quella. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare la pastella per i nuggets. Sì, Ecco qui, prendiamo la bolla, come dicevo, per fare la pastella. Cosa ci Sì. occorre? Me lo presto un cucchiaio, me lo dai un cucchiaio, A dai, te. dai, preso, dai il cucchiaio, dai il cucchiaio. Sai che potrebbe essere una canzone? Dai il cucchiaio, dai il cucchiaio, dai il cucchiaio. Va bene. E allora mettiamo la farina. che devo fare, ragazzi? Lo La sopporto. farina. Cosa devo fare? Dobbiamo fare una bellissima, tieni, Bellissima. pastella per il nostro Mezzoguano Fine. Mi dai quella mistura senti, di... va bene, farina di- 00, questa che cos'è? Questa è una mistura di aroma e c'è curcuma, cumino, zenzero e paprika. Ok. Capito? E ne mettiamo una bella quantity, così. Vedi? Ma questa è di ispirazione, diciamo, di quel spezie fast usate food? per i nuggets, No. proprio spezie usate per i nuggets, spezie usate per i nuggets, proprio spezie. Oggi sei un po' usate. così, Mi diciamo, dai va. la frusta, ficcami con la frusta. E poi l'acqua, prendiamo L'acqua. l'acqua, andiamo a metterla qui, mesciamo. Te la butto io? No, No, ecco qua, dobbiamo fare. dai, non ce la fai, faccio io, no? No, già fatto. Vabbè. Dai, un altro poco. Ancora. Ecco fatto, vedi? E stiamo andando così. A questo punto che abbiamo un po' creato questo impasto, Sì. dobbiamo aggiungere del sale, Certo. così, e mettiamo anche un bell'uovo. Addirittura. Sì, Pure. sì, certo. L'uovo lo andiamo a mettere in ultimo perché dobbiamo vedere quanto acqua ha assorbito Ah, certo, sì, perché se no il viene liquido- troppo fluida. Ok. Quindi farina 00, questo intruio No, è un mix di curcuma, zenzero, cumino e paprika. tutte cose, Capito? diciamo così, un po' arabe, no?
Sì, arabe, ovunque si usa, non è che è solo arabo. Tutti usano o il cumino indiano. a casa, o no? Se Chi c'è- non ha il cumino a Certo, casa? se non hai il cumino accendi il condizionatore, però se c'è freddo metti il cumino. Chi non ce l'ha il cumino a casa? O la Tutti, paprika? ormai tutti. O la... com'era? O- La paprika ormai sì, tutti. dai. La curcuma. Vedi, stiamo pastellando Cumino, questa paprika. E pastellazione. la quarta qual era? Guarda, Qual era la quarta, scusami? cumino, paprika, zenzero. Ah, e mi mancava curcuma. lo zenzero, sì. Lo zenzero? Sì. Sì. Che serve? Ginger. Sì, diciamo il parente dello zeste. Hai visto che abbiamo fatto? Più o meno. Vabbè. Ora che abbiamo fatto questa così, Sì, bene, bella prendiamo gialla. il pollo e lo Prendiamo andiamo a questi mettere così. cubettini e li gettiamo là. E li gettiamo là e li lasciamo Bene. stare. E finora devo lo dire che mi marinano. convince, Ti ha una convince. logica, sì. Andiamo a preparare la salsa, che di solito si usa maionese o barbecue. Io ho voluto solo un'altra cosa, il mais. Ah, il mais. Andiamo a fare una salsa Bene. di mais. Ok, vabbè. Prendiamo questo bicchiere Una di qua. salsa di mais. Prendiamo il mais. Sì. E 4, così abbiamo messo questi, il mais. Mettiamo anche, usiamo lo stesso cucchiaio, una spindolefferata di Di burro. uno Spregenline Science di olio, A te. sì, così. L'olio ci serve che emulsionando ci crea C'è un'emulsione. la salsa, e poi andiamo a dare una sfrincontillata. Faccio io, dai, Grazie, se faccio mi io, dai lì. guarda. Allora, dai, Vai. vediamo questa salsa di mais com'è. Vai. Io non l'ho mai sentita la salsa di mais. Mais. È qualcosa di diverso dobbiamo fare, se no che facciamo? Io non l'ho Come- sentita mai. Come fanno gli a... Io non l'ho sentita mai. Gesù. Gesù. Se la ride pure. Bene, allora quindi mais, burro e olio hai messo? Sì, sì, Bene, un altro aggiungiamo po' di un altro po' mais. di mais. Non si sa mais. Ti giuro, io con te non ci lavorerò mai più. Basta, Come vedi, dai. un pizzichino di sale ci attocca. Ci vuole. Grazie. Dai. Grazie, così. Come vedi ha bisogno Come sta ancora. avvenendo? Mi dai l'olio? L'olio. Mi devi dare quello di semi a questo punto, No. ti spiego perché. Quello l'abbiamo insaporito. Ora andiamo ad emulsionare, proprio come se fosse una maionese. Una maionese. Così. Tengo io, dai. Bene. Allora, quindi mais, burro, olio di semi e d'oliva? Insieme l'hai messi? Yes. L'olio di semi, che è più leggero, serve proprio per emulsionare e creare una cremina. Ah, A questo punto prendiamo sempre lo stesso cucchiaio, lo mettiamo qua. Vieni qua, vieni qua. ecco, Così. prendete questo che è un setacciatore, Esatto. giusto? Come si chiama questo? È un colino, però lo stiamo Un usando colino. come setaccio, che va benissimo. Ecco qui. Ah, e fai guarda. così, così, posso? Aspetta, No. fammi mettere tutto il composto. L'avevo già sporcato, una Marisa Malena deve sporcare un altro. Ma non esce però. Apri la porta, apri la porta. Non va. No, guarda, ti faccio vedere. Guarda, devi andare a fondo, vedi? Lungo la parete e leva. Vedi? Guarda. E allora. Noi abbiamo fatto vedere il procedimento, Ma come per magia. ce l'abbiamo già pronta. Brava, Lo sapevo allora io. questo lo stoppiamo così, abbiamo fatto vedere il procedimento e prendiamo. E qui c'è quella pronta, vedi? Bene. La vuoi assaggiare? Sì, dai, fammela assaggiare. Lo sapevo, lo Non si sapevo. sa mais. Non si tiene più questa ormai. Com'è? Buono. Vero?
giuro, buona. Grazie. Pazzesco. E la mettiamo qua. Non l'avrei detto, sai? Abbiamo fatto la salsa d'accompagnamento. Salsa di mais. A questo punto Buona, cosa facciamo? Buona. Che facciamo? Prendiamo questo piatto qua. Andiamo a mettere una meravigliosa dose Di pan grattato. di pan grattato. Aggiungiamo del sale. Muchas gracias. Ecco. Ecco, abbiamo salato. Questa Ma pastella l'abbiamo l'olio salata. deve riscaldare, sta facendo Già, l'olio? già è in macchina l'olio. Come in macchina? In macchina nel senso che sta scaldando, Ah. vedi? Vabbè. Questa è la nostra pastella. Tengo io, dai. Grazie. Dammi la pinza, dammi la pinza. Che vuoi? Mettilo là dentro, dammi la pinza, ma la pinza, ma la Mi pinza. fai la pinza, confondere, la pinza, aspetta, la pinza, brava, tieni. Brava. La pinza. Prendiamo i nugget. Ecco, vedi la pinza a che cosa serve? Così. Altrimenti uno con le Facciamo mani lì andare dentro a via. cercare No, il perché pollo. ti spolverassi tutta, capito? Ecco qua. Ecco qua. E ricominciamo a... Guarda. Prendo un altro? Prima fammi finire questi, la bella pastellina che si prende, vedi? E abbiamo fatto vedere anche l'impastellamento, d'accordo? Dai, un altro, ormai l'ho preso. Ormai l'hai preso, un Vai. altro, vai, e impastelliamo. Come vedete non può mai avere la forma dei nugget che sono da... Però- Perché? Perché quelli sono industriali, Certo. i nostri sono... Artigianali. Noi mais faremo una cosa del genere, la mai te la zoppare tutta te la faccio C'è la assoppare. puntata, Sì, mais. certo, ecco. Vabbè. Allora, Così. sì, quindi vedi, certo, non Così. sono perfetti, ma sicuramente saranno più buoni, lasciamelo dire, giusto? Sono quantomeno più genuini, Più genuini. capito? Ecco qua. Però noi ce li abbiamo, come per magia. Ne Pronti, abbiamo ce fatti l'abbiamo? tanti, Dai, sì. fammeli vedere. E te li faccio Quindi vedere, questi guarda. vanno in frittura direttamente, giusto? Assolutamente. Prima pastella e poi pan Esatto. grattato. Prima pastella e poi pan grattato e ci asciughiamo le mani. Andiamo a prendere i nostri nugget che avevamo già fatti. Ecco qua. Ah, ma questi non sono fritti, li avevi No, impanati. no. Ma senti, dimmi perché, Friggiamo. perché devono per poi riposare un po' dopo che tu È li... sempre meglio perché si compatta la panatura, Mm, capito? E viene bella croccante. certo, riposate un'altra cosa, Ok. più freschi. Che dici, passiamo alla frittura? Passiamo alla frittura, dai. Prendiamo questo, gli diamo una sciacquata, così. E chissà. Allora, senti, prima di friggere facciamo una cosa, andiamo in pausa, andiamo Io in lo pubblicità. volevo sapere, sai? Sì, hanno bisogno dei consigli. Grazie, allora per i facciamo consigli. così, come si dice? Consigli per i consigli. Che è? Non si fa così Ma che nelle cos'è? fotografie. Ma che Noi facciamo c'entra? così, consigli per i consigli. Ragazzi, pubblicità, che devo dire? No, consigli Me lo per i devo consigli, non sopportare. dire più pubblicità. Consigli per i consigli, vabbè. Che dici, andiamo a impiattare? Andiamo a Così friggere, andiamo dai. a friggere Sì. e poi È pronto, dai, c'è. Quasi. C'è. quasi, quasi. Li facciamo tutti, tanto non si buttano. E facciamoli, dai, che facciamo ormai? Giusto. Ormai che l'hai fatti. Mm. Questo è un nuggettone però, È un nuggettone. ma non ce ne frega niente. Che poi il nugget è come se fosse coccio. Ora si ritirano in cottura, sai? Diventano più piccolini? Sì, sì. Allora li facciamo altri due, che dici? No, basta. cioè, Basta? Va bene. Allora, quindi questa Questo è la lo prima mettiamo ricetta. qua. Abbiamo fatto dei nuggets di pollo a modo nostro, E però. poi la seconda ricetta invece facciamo un panino. Un panino. Un panino che... Quindi rimaniamo sempre in tema Sì, fast food, se- giusto? Fast food, sì, perché food? È un po' così, diciamo. Mi dice più intero francese, fast food. Vabbè, ma è la raffinatezza Lo so, quella che è tu, del non mio so. modo di parlare. L'eguale così. sì, più meglio no, credimi. Credimi, non ce n'è. La seconda ricetta sarà un Sì. panino con sarde, melenzane, i pomodori semisecchi, Sì.
ti rendi conto? Quindi molto sicilianizzato, Totalmente diciamo, giusto? sicilianizzato, un po' di lattuga e così via. Prepareremo un salmoriglio che me lo preparerai tu. Me lo spicchi uno spicchio d'aglio, per favore, lo pulisci. Lo spicchio d'aglio. Prendi il coltello piccolo. Già spicchio che ti devo spicchiare. Lo devi pulire, lo pulisci, prendi il devo fare? coltellino, lo devi tagliare, lo metti qua così, qua a pezzettini. Nel frattempo io preparo un poco di Hai dei guanti? prezzemolo. No, dai. Vabbè. Ecco qua. Ecco qua, stiamo facendo questo piccolo così, scusa. Ah, hai paura che ti rimane l'aglio nelle mani? Cioè, ti scappa così. Cioè, l'aglio scappa. Mettilo qua. Ok. Vai. Quindi Nel aglio, frattempo andiamo a prezzemolo e che guardare devo fare? Devo mettere I olio? nostri nugget, certo, l'olio, il sale, capito? Olio, sale e poi cosa? E anche un po' di limone. Ok, mettici il limone. Nel frattempo io tiro fuori dalla padella i nugget. Va bene? Ok. I nugget handmade, house-made. Guarda che so bene, guarda che so bene. Mamma mia, che meraviglia. Ecco. Ok. Questo olio lo andiamo Ecco. quasi a spegnere. E guarda che cosa facciamo, guarda. Brava, quello serve per l'altra ricetta. Spettacolo, ragazzi. Esatto. Che salmoriglio è, Mi guarda, dai- è una crema, che Mamma cos'è? mia, ragazzi, Guarda. è incredibile sta cosa. A Scioccante. raccontarlo non ci si crede. Guarda. Va bene, allora Mi dai un quindi cucchiaio? non mi fare perdere che stiamo facendo i nugget, stiamo impiattando la crema di mais. Così. Mm. Guarda che bel colore, eh? Vedi che bel Ok, colore? E bellissimo. poi andiamo ferma. Andiamo a mettere i nostri. Buona, eh? Sì, Bravo. grazie. Caldo. Caldo. Ok. E questo così lo mettiamo qua, guarda. Visto? Ok. E un piatto l'abbiamo già fatto. Ora dicevamo, abbiamo fatto il nostro salmoriglio Sì, e dobbiamo fare una pastella per il pesce, sì. che non è altro che farina, uovo, un poco d'acqua, sale e va bene così perché il pesce di suo se ne va così. Ok. La dobbiamo fare vedere, te la farei vedere, ma siccome ce l'ho già pronta, te l'ho detto, tanto per una pastella che ci Che ci vuole fare una E te la faccio pastella? vedere, Tutti guarda. la sanno fare la pastella. Guarda, questa è la pastella per le sarde. Vedi? Così. Ecco qua. E andiamo a condiscere le nostre sarde. Avevamo Sì. il piatto che abbiamo usato per panare. Aggiungiamo dell'altra farina. Ok. Ok, il sale che Sì, ci vuole. eccolo qua. Sale. E andiamo a pastellare queste meravigliose sarde. Così, guarda, 1, 2. Facciamo colare la Un po' pastellatura. di pastella. E andiamo a mettere qui. Poi così. Ci aiutiamo così. Andiamo a pressare in modo che la panatura prenda. Ok. E le mettiamo qua. Ne facciamo un'altra. Così. Ma il miracolo qual è nella televisione? Che ce l'abbiamo già pronta. Brava! Questa era giusto per farvi Questo è vedere giusto per farvi vedere la pastellatura. come si fa. Capito? Metti così. Vuoi che ne batti. faccio una io? Vai, fammi uno tu, dai. Fammi uno tu, dai. Su, dai, perché c'è caldo, su, dai. Ok.
Questa qui, ecco, tutta la pastella l'ha versata. Guarda, è perfetta, guarda. Perfetta. C'è un fiume di pastella versato perché... Guarda come l'hai rovinato tutto. Io. Guarda come l'hai rovinato. Però noi lasciamo così perché il bello della nostra trasmissione è questo, non tagliamo niente. Non tagliamo niente. Ma noi anche panate ce l'abbiamo già pronte, giusto? Ti sembrerà scherzo, certo, perché il consiglio che do io... E di farli riposare. Esatto, fate sì che si riposino un poco in modo che la pastella si rapprenda. Ok. Andiamo avanti di nuovo l'olio. E noi parlavamo di che cosa? Di panini, Sì, giusto? certo. E i panini Sì. non sono meglio se li facciamo noi. Io ve l'ho fatto vedere un sacco di volte, poi in didascalia troverete la ricetta per fare il pane proprio per i panini, questi qua. Stavolta però io non l'ho fatto con la brillantatura dell'uovo che viene lucido. Ah, l'hai Siccome fatto è tu sardo, il panino sì. proprio? L'hai chiuso il panificio? Ma a che ora ci sei andato, scusa? Ci sarei andato di sera? Cioè, poverino, hai dovuto fare anche il panino. E li ho fatti con un carattere rustico. Per cui, mentre frigge l'olio, mi viene da piangere vicino. Ah, lei con Facciamo un carattere così, rustico. Mi dai quelle Un po' melanzane? così, sul rude. Quelli sono stick di melanzane. Allora, questi sono stick di melanzane. Fatte a stick proprio. Ah, guarda che carini, Con da stick proprio. fatte con la farina di riso, che andranno a sostituire il bacon, perché nei panini americani c'è sempre un Pazzesco. bacon e noi ci mettiamo la farina, Va la, bene. la melanzana. Ma che c'entra la melanzana col bacon, scusa? Cioè, Qual è, dico, il no, collegamento? nella vita ci sono anche le similitudini, no? Dicevo, loro mettono Come il bacon. aspetto, perché così diciamo No, lungo? no, non aspetto, io me ne sto andando, non Perché? voglio aspettare. No, perché dico, loro chiedo. mettono il bacon Eh. e noi invece mettiamo la melenzana, perché è una perché cosa siamo nostra, siciliani, capito? giusto, Poi ci vabbè. mettiamo il pomodoro, capito? Facciamo queste Giusto, cose. una cosa più rustica. Vabbè. Va bene, Questo allora. frattempo la melenzana si va sta A friggendo. friggere, Sì. sì. Però Ce l'abbiamo pronta la melanzana, ragazzi. abbiamo Cioè, tutto ma che cosa pronto, qui è una tutto professionalità assurda. La melanzana è pronta. impressionante. Dai. Eccoci qua. Queste sono le melanzane. Pronto, E andiamo a meraviglioso. friggere E andiamo a friggere le il coso, sarde. le sarde. La vuoi assaggiare? Oh, sembra bacon. Che schema. Lo sai che sa di bacon questa melanzana? Sì, sì, sì. Questo lo togliamo. Loro stanno andando e nel frattempo ci prepariamo con il panino. Il panino. Guarda che facciamo. Tagliamo il panino. Guarda che bello. Guarda. Bellissimo. Cosa facciamo? Mettiamo i Andiamo, pomodori. mi dai un cucchiaio. Hai messo il sale qui? Ho messo. Brava. Ho messo tutto. Adesso andiamo a dare una bagnata al pane con il salmoriglio. Così. Così. Nel frattempo che succede? Che la sarda si sta coquendo. Si sta cuocendo. Coquendo, voce del verbo coquere. Proprio. Dice che non lo faceva mai, si sta continuando. Questa è pronta. Questa pure. Ah. Questa invece pure. Belle croccanti. Ragazzi, perché non possiamo fare un panino mac sarda e dobbiamo fare per forza mac chicken, mac fish, mac lish, mac nosh? Perché? Perché? Non lo facciamo. E a questo punto guarda che E a facciamo. questo punto che facciamo? Andiamo a mettere una generosa dose Due di sarde sarda. metti addirittura. Diamo una spolveratina di sale che ci vuole, dammi, Eccolo. grazie. Così. Poi andiamo a mettere, che questo è bacon? Questo è bacon? Metti un po' di bacon, sì. Un po' di bacon, così. Sì, esatto. Così. Poi prendiamo una foglia di lattuga rigorosamente la lattuga sporca. romana. Sporca, che spesso molti tendono a metterla
sana, a me non piace. Che tu devi avere il problema che poi te ne esce sola tutta. No, Invece certo. così Quella foglia che pende così. la metti No, così, più garbata, gli più diamo garbata. anche lì Mettiamo un pizzichino di salt, un po' di sale, pizzico sul garbato, coso, così. così. E poi andiamo a mettere dei pomodorini semisecchi. che Quelli secchi non faranno secchi, la come si differenza. chiamano qua? Semisecchi. Eccoli, semisecchi. Pomodorini semisecchi, guarda. Lo bagniamo nell'olio, lo mettiamo qua, questo qua, questo qua, questo qua. Andiamo a dare un'altra saporitazione di questo. Sì, Sai cos'è la saporitazione, vero? sì. Signori, perdonatemi. Ma che cos'è, Avoto che il ragazzi? È un McDonald's. capolavoro qua, Avoto veramente, che il guarda. McDonald's. Veramente, un capolavoro. La canzone del volo Sì. ci vuole qui, quella come si fa? Bravo. Capolavoro, il Ecco. volo. Lo mettiamo qua. E nel frattempo sai che facciamo? Mangiamo. Diamo una pulita e passiamo all'assaggio. Ma Ci la pulita sono. ci vuole. Sono pronta. Ok. Io comincerei da qua. Anch'io comincerei da qua. Prendi la forchetta e prendi il Ma coltello. questo secondo me no, con la forchetta? No, aspetta. Vabbè, lo facciamo più elegante, dai, Non vabbè, c'entra sono questa d'accordo. cosa. Allora, quindi vuoi spiegare la pastella di nuovo come l'hai fatta? La pastella c'è acqua, farina, Mm. olio, un mix di spezie, curcuma, zenzero. Non Allucinante, lo farò mai ragazzi. più perché questa La salsa di mais, come buonasera. buonissima. Cose di pazzis. Mamma mia, ragazzi, buonissime. C'ho già messo, ma è normale. Guarda, Questo l'hai assaggiato. se tu lo potessi assaggiare, se solo lo potessi assaggiare. Hai finito. Dobbiamo passare all'altro. Guarda, guarda allora, la mia faccia, guarda sì. la mia faccia. Ora io ti chiedo, desidero che tu l'assaggi a morso. Proprio a Allora, morso. fammi fare una cosa elegante però. No, dai. a morso, Non ce l'hai dai. un tovagliolo? No, a morso, così. Schiaccialo. È caduto il bacon. Buono? Ma che vi devo dire, ragazzi? Che vi devo dire? Solo il pane. Il pane, ma veramente l'hai fatto tu? Pazzesco, ragazzi. Ma perché l'hai fatto tu? Che c'è il beneficio tu. Ciao ragazzi. Buonissimo, Ciao. ragazzi. Una puntata Mia speciale. madre torto non ne aveva. Cosa dicevo Tanto tu? che ci ha mandato lo zio Gianni a guardare. Mm, Ti voglio bene, zio. guarda, bravissimo. Ciao. veramente. Nugget di pollo. 500 g di petto di pollo tagliato a tocchetti. Per la pastella 100 g di farina 00, un uovo, un mix di spezie come curcuma, zenzero, cumino, paprika, 80 g di acqua, sale e pepe quanto basta, pangrattato per la panatura. Per la salsa un barattolo di mais sgocciolato, 50 g di burro morbido, 100 g di latte, olio di semi per friggere. Panino McSarda. Per 2 panini 500 g di farina tipo 0, 10 g di sale, 25 g di lievito di birra, 25 g di zucchero, 50 g olio di semi o strutto, 300 g di acqua. Per le sarde 4 sarde diliscate e aperte, una melanzana, un pomodoro fresco o pomodorini semisecchi, lattuga a piacere, salmoriglio al limone o aglio. Per la pastella 200 g di farina tipo 0, un uovo, 150 g di acqua, sale e pepe quanto basta.